Bene, buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo il piacere di avere come relatrice Roberta Massabò, che è un docente del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambiente, DICCA dell'Università di Genova, della Scuola Politecnica, che ci parlerà di fragilità nascoste, il ruolo della modellazione nella sfida dei materiali strutturali leggeri. È un argomento estremamente attuale. I materiali strutturali leggeri entrano in gioco non solo nell'edilizia, dove sono sicuramente importanti, ma anche in altri campi, come per esempio nel campo aerospaziale, di cui ci parlerà la collega Massabò. La professoressa Massabò è appunto docente di Scienza delle Costruzioni, è coordinatrice del dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell'Università di Genova, ha svolto attività di ricerca nelle università statunitensi, come per esempio l'Università di California Santa Barbara, ed è stata docente alla Northwestern University di Evanston, negli Stati Uniti. Bene, direi che l'argomento è estremamente intrigante, quindi ti lasciamo la parola. Grazie. Se ti accendi quello. Ecco, va bene. Grazie mille. Se mi sentite, va bene così? Stia normale, comoda, risposta. Ok. Così? Ok. Bene, grazie mille. Prima di tutto ci tengo a ringraziare la Presidenza, la Segreteria dell'Accademia, è un invito che mi fa molto piacere e mi onora soprattutto. Partirei proprio dal titolo della mia presentazione, che appunto può risultare un po' enigmatico. Diciamo che ci sono queste tre parole che ho evidenziato in colore diverso, che sono le parole chiave attorno alle quali poi svilupperò la mia intera presentazione oggi, che sono fragilità nascoste. E nella prima parte della presentazione quindi vi parlerò cosa intendo di fragilità nascoste e vi farò vedere un esempio di una serie di esempi in cui queste fragilità si sono rivelate in modo abbastanza importante, esempi che hanno proprio cambiato il modo di vedere, il modo di operare in diversi settori. Parlerò di materiali strutturali leggeri nella seconda parte della presentazione, focalizzandomi in particolare su quelli di cui mi occupo io nell'attività di ricerca, e infine di modellazione. Io sono appunto professore di Scienza delle Costruzioni, mi occupo di meccanica dei materiali e delle strutture e sono una teorica, quindi il mio lavoro di ricerca è proprio la formulazione di modelli matematici che consentano di capire il comportamento delle strutture, dei materiali, che consentano di essere modelli predittivi, quindi predire la sicurezza dei componenti strutturali, degli elementi, e che possano anche essere utilizzati per ottimizzare i materiali, per progettare nuovi materiali o nuovi sistemi costruttivi. Allora, partiamo con fragilità nascoste. Cosa intendo con fragilità nascoste? Mi riferisco alla presenza dentro i materiali in tutti i manufatti dei quali abbiamo a che fare, quindi a partire dagli edifici civili nei quali ci troviamo ogni giorno, i mezzi che usiamo per il trasporto di terra, aereo, mare, e qualsiasi tipo appunto di struttura e di opera nella quale sono presenti dei difetti, delle imperfezioni. E in particolare mi riferisco a imperfezioni tipo fori o fessure, parlerò soprattutto di fessure nella mia presentazione. Ecco, mentre nella maggior parte dei casi queste fessure si trovano nei materiali e noi conviviamo tranquillamente, il materiale convive tranquillamente con la presenza di quei difetti, ci sono invece delle situazioni in cui quei difetti raggiungono condizioni critiche che conducono a perdite totali del manufatto, a collassi che definiamo collassi di tipo fragile, cioè collassi inattesi, inaspettati, che si presentano senza darci prima alcuna informazione del fatto che il materiale sta per raggiungere appunto queste situazioni estreme. Vi farò quindi vedere alcuni esempi che sono esempi classici della meccanica della frattura. La meccanica della frattura è la scienza che si occupa proprio dello studio dell'effetto che difetti presenti nel materiale ha sulla risposta dei materiali.
e partirei quindi dal primo caso. Questa foto che vi faccio vedere fa riferimento alle navi Liberty. Le navi Liberty sono una serie di navi, ne vennero realizzate più di 2000, che furono realizzate durante il secondo conflitto mondiale negli Stati Uniti, quindi fra gli anni 41 e il 45, e venivano inviate in Europa per i rifornimenti agli alleati. Dovendone realizzare così tante, si cercò di accelerare il processo costruttivo e per questo motivo si usò una nuova tecnologia, cioè lo scafo di queste navi venne realizzato interamente saldato, al posto della vecchia tecnologia che prevedeva l'utilizzo di lastre rivettate, quindi con dei giunti chiodati, con dei rivetti, a realizzare appunto una struttura giuntata con rivetti. Erano navi quindi economiche, robuste, a breve vita utile, perché non interessava che avessero una grande vita utile, e furono in effetti un gran successo fino al 1943, quando la prima di queste navi, durante una tempesta nel mare di Bering, si spaccò in due, e si spaccò in due esattamente con la modalità che vedete qua. Immaginatevi di prendere in mano un gessetto e spezzarlo in due. Quindi vedete una frattura che interessò l'intero scafo e la nave è spaccata in due. Questa non è una nave Liberty, ma è una nave realizzata dalla Kaiser Shipyard, che sono gli stessi che avevano brevettato questa tecnologia. Ben una ventina di navi subirono collassi di questo tipo, molte di queste navi mentre erano in rada, quindi in totale assenza di carico, molte altre subirono serie fratture. Quali sono le ragioni di questo collasso? I fattori sono elencati qua, adesso li ho elencati e poi vi farò vedere alcune slide in cui cercherò di spiegarveli un pochettino meglio. Prima di tutto le saldature non erano ben fatte, quindi erano presenti delle fessure, le cosiddette cricche di saldatura. L'acciaio era un acciaio che aveva una bassa capacità di resistenza nei confronti proprio della propagazione dei difetti, quello che noi chiamiamo tenacità alla frattura dell'acciaio, in particolare alle basse temperature. C'era poi un problema di concentrazione degli sforzi, e vi spiegherò a breve cosa intendo con concentrazione degli sforzi, dovuto alla presenza di boccaporti realizzati squadrati, quindi tagli dentro alle lastre d'acciaio con angoli squadrati. E infine ci fu un grosso problema di effetti scala, dovuto proprio a queste grandi dimensioni di questa lastra d'acciaio interamente saldata. E anche questo fenomeno ve lo spiego poi meglio nelle prossime slide. Qui a sinistra vedete proprio la prima nave Liberty che collassò, vedete solo la porzione di poppa, l'altra parte già collassata, che rimase a galla ancora per alcune ore grazie proprio alle paratie stagne che erano presenti nello scavo. E ora vorrei che spostasse l'attenzione a destra. Siamo ben 30 anni dopo, nel 1972, e qui vedete una chiatta per il trasporto di combustibili che è collassata esattamente con la stessa modalità, quindi un collasso fragile con fratture intere dello scafo, nel porto di Jefferson, vicino a Long Island, 30 anni dopo le navi Liberty. È interessante andare a vedere il report che è stato realizzato dalla National Transportation Safety Board, che si è occupata appunto di investigare questo collasso, e qua vi ho messo semplicemente alcuni estratti di questo report e ho tradotto in italiano alcune frasi che mi sembra interessante evidenziare. Prima di tutto la causa probabile del collasso. Per prima cosa l'incapacità dell'acciaio, sebbene approvato dall'American Bureau of Shipping, quindi un acciaio che era stato approvato dall'ente di controllo, incapacità di resistere alla propagazione dei difetti. Secondo, incapacità dei crack arresters di arrestare la propagazione. E c'è una spiegazione data dopo. Proprio a causa dei collassi delle navi Liberty si era capita l'importanza della necessità di arrestare la propagazione dei difetti negli scavi, e quindi era stato imposto l'utilizzo di giunti rivettati in modo tale appunto da impedire la continuità del materiale, insomma rompere la continuità del materiale. Tuttavia nella realizzazione di questa nave questi giunti rivettati furono sostituiti da strati d'acciaio saldati, che non funzionarono e ridettero continuità al materiale, che quindi si comportò esattamente nuovamente come una grossa lastra saldata. È anche interessante, secondo me, leggere i commenti finali che vedete qua a destra. Prima di tutto gli investigatori si pongono il problema che esistessero dei metodi alternativi per la selezione dell'acciaio,
e dicono proprio che in altri paesi sono già in uso procedure per la selezione di acciai resistenti sulla base delle temperature minime, della dimensione dei difetti, dei vincoli geometrici. Uno di questi metodi, ad esempio, si basa su nuovi studi teorici di meccanica della frattura. La meccanica della frattura nasce proprio in quegli anni e si sviluppa negli anni 50-60 proprio a causa di questi grossi collassi. Eppure negli Stati Uniti non erano ancora utilizzati studi teorici per la progettazione. E la conclusione finale secondo me è ancora più forte. Nessuno, né i progettisti, né l'autorità che approvò il progetto, né gli ispettori chiamati al controllo, conosceva la tenacità e la frattura del materiale usato, rendendo di fatto impossibile la valutazione della sicurezza dello scafo nei confronti della frattura fragile. Quindi è una modalità di collasso che era stata totalmente ignorata. Vi faccio presente che gli anni 70 sono proprio gli anni durante i quali sono uscite le prime normative, i primi standard per la misura della tenacità alla frattura degli acciai dell'STM. Questo riguarda l'ambiente navale, ma situazioni analoghe si osservano in ambito civile, nei medesimi anni. Qua vedete un ponte in Belgio, le Pont à Sel, che era un ponte realizzato interamente in acciaio e nuovamente interamente saldato. A quei tempi era il ponte con la campata più lunga, 75 metri. Lo vedete nella foto superiore e sotto vedete il collasso fragile avvenuto nuovamente per la presenza di difetti nelle saldature, difetti che si sono propagati per fatica, vi spiegherò a breve cosa significa, e che hanno poi portato alla rottura prima della trave inferiore, successivamente della trave superiore del giunto di sinistra, dalla parte di sinistra, che ha determinato il collasso del ponte. In questo caso si evidenzia anche un problema di mancanza di robustezza strutturale, cioè noi definiamo robuste quelle strutture che se si manifesta un collasso locale, quel collasso diciamo rimane localizzato, non influenza, non determina il collasso dell'intera travatura. Una struttura di questo tipo chiaramente è una struttura priva di robustezza strutturale. E qua siamo nel 1938. E infine un esempio in ambito appunto aeronautico. Questo di nuovo è un caso ben noto, è il famoso Aloha Flight del 243. Si tratta di un Boeing 737 costruito nel 69, quindi era un aereo, parliamo dell'88 qua, un aereo abbastanza vecchio, aveva già 90.000 cicli di decollo e atterraggio e volava fra le isole delle Hawaii. Lì cominciamo a parlare di materiali leggeri, perché la fusoliera di quest'aereo e le ali erano realizzate in lega di alluminio ad alta resistenza. E vi ho indicato là il peso specifico, no, dell'alluminio, che è 2,8 grammi a centimetro cubo contro i 7,8 dell'acciaio, quindi parliamo quasi di un terzo, no, del peso dell'acciaio. Cosa successe in questo caso? Quello che vedete in figura è l'aereo dopo l'atterraggio, perché incredibilmente il pilota riuscì a far atterrare quest'aereo. C'è anche un film molto carino su YouTube che ricorda questa vecchia vicenda. Quello che successe fu una decompressione esplosiva in volo, causata da che cosa? Causata proprio da problemi nei giunti rivettati, in questo caso la lamiera è realizzata proprio con lastre appunto in alluminio rivettate, giuntate. Ci fu sia un deterioramento dell'adesivo usato nei giunti che lo sviluppo di fessure per fatica nei rivetti che raggiunsero poi condizioni critiche, e vi spiego poi meglio cosa significa. Ecco, quindi qui vedete un altro esempio di collasso. Per fortuna ci fu un'unica casualty, diciamo un unico morto, ma grazie proprio all'abilità ovviamente del pilota. Ecco, questo lo salterei. Ecco, ci terrei adesso a farvi vedere 2 o 3 slide per cercare di farvi capire perché questi collassi si sono verificati, quindi quali sono i motivi per cui la presenza di difetti all'interno dei materiali può avere delle conseguenze così tragiche. Allora, il disegno a sinistra è uno schema di una lastra, quindi immaginatevi di prendere una lastra di un qualsiasi materiale, plastico, acciaio, e di tenderla, di applicare delle forze che noi chiamiamo di trazione. Okay? A destra vi ho messo quelli che sono gli sforzi che nascono nel materiale della lastra. Cosa vuol dire? Immaginate di prendere un secchio col braccio e quando sollevate il secchio i vostri muscoli sono soggetti a uno stato di sforzo, no? Sono sforzati, sono tesi. Ecco, il materiale allo stesso identico modo è soggetto a degli sforzi interni, che qua ho chiamato sigma, e che sono esattamente uguali alle forze superficiali che applichiamo.
Quindi abbiamo questo stato uniforme di sforzo. Immaginiamo adesso che la lastra sia forata e ci sia un foro circolare. Qua a destra, nella figura di destra, vedete quello che chiamiamo contour plot, che sono delle rappresentazioni grafiche degli sforzi nella lastra, dove i colori via via più caldi indicano stati di sforzo maggiori. Quindi vedete che la lastra è tutta blu, indicando quindi uno stato di sforzo uniforme simile a quello della lastra intatta. Ma vicino al foro, e si vede bene nello zoom, gli sforzi aumentano e diventano addirittura 3 volte tanto quelli della restante parte della lastra. Quindi c'è quello che viene chiamato un fattore di concentrazione degli sforzi. Gli sforzi localmente vicino al difetto si concentrano, aumentano. Ovviamente se io voglio progettare questa lastra terrò conto di questo incremento di sforzo nella mia progettazione. Cosa succede se cambio la forma del foro? E qui vi ho messo una lastra intatta, una lastra con foro circolare, un foro ellittico con rapporto fra raggio maggiore e minore pari a 0,5 e poi un foro ellittico molto schiacciato, qualcosa quindi che diventa simile a una fessura. Quello che si vede andando a vedere i campi di nuovo di sforzo locali è che gli sforzi aumentano e aumenta questo fattore di concentrazione. Vedete nell'ultimo caso col foro schiacciato diventa addirittura 13, cioè gli sforzi sono 13 volte maggiori rispetto a quelli della lastra intatta. E addirittura se l'ellisse diventa degenere, cioè diventa proprio una vera e propria fessura, gli sforzi vanno all'infinito. Questo è quello che predicono i nostri modelli teorici. Cosa succede quindi attorno a un difetto dove gli sforzi nel materiale diventano così elevati? Possono succedere 2 cose. Uno, ci sono dei fenomeni locali, plasticizzazione del materiale, snervamento. L'altro, che quel difetto inizia a propagarsi. E quando è che si propaga il difetto? Non si propaga in generale, cioè un difetto può rimanere stabile e non propagarsi al variare anche delle condizioni di carico. Si propagherà solo quando l'energia disponibile per la propagazione diventa uguale all'energia necessaria per creare una nuova superficie di frattura. E questa energia necessaria per creare una superficie di frattura è quella che chiamiamo energia di frattura e che rappresenta la tenacità del materiale. Quindi la tenacità del materiale è l'energia di frattura, che è una proprietà e che possiamo misurare in laboratorio con prove sperimentali specifiche, oramai standardizzate per la maggior parte dei materiali. Una volta che la fessura inizia a propagarsi, molto spesso la propagazione è incontrollata, catastrofica, anche a carico costante, e questo spiega i collassi appunto catastrofici che si verificano quando questi difetti iniziano a propagarsi. In realtà le fessure possono anche propagarsi prima di raggiungere questa condizione critica, e questo succede se abbiamo dei carichi ciclici. Quindi in presenza di carichi ciclici una fessura che non si trova in condizioni critiche può propagarsi in modo controllato, appunto per fatica si dice, fino a che a un certo punto raggiunge la condizione critica e la propagazione diventa incontrollata. E questo è esattamente quello che è successo ad esempio nelle fessure dell'aereo che abbiamo visto. Le fessure si sono propagate a causa dei cicli di atterraggio e di decollo dell'aereo, quindi della pressurizzazione e depressurizzazione dell'aereo, della fusoliera, in modo controllato fino a che non hanno raggiunto una condizione critica che ha portato poi al collasso e alla decompressione esplosiva. Un ultimo effetto importante che ho citato spiegandovi il caso delle navi Liberty sono gli effetti scala. Viene anche detta transizione duttile fragile, e ve li faccio capire facendo riferimento a delle prove di laboratorio. Immaginatevi di avere delle travette d'acciaio, le vedete lì a destra nella foto, sono travi simili con le stesse rapporti geometrici e con un intaglio centrale che mantiene lo stesso rapporto geometrico. Se testiamo quelle travi in laboratorio, in una prova, come vedete a sinistra, viene chiamata prova a flessione su 3 punti, quindi applichiamo un carico centrale sopra l'intaglio e appoggiamo la trave su 2 lati, possiamo ottenere i diagrammi di risposta, cioè le curve carico-spostamento che descrivono la risposta di questa trave. E quello che osserviamo è che c'è una modifica sostanziale nel modo di comportarsi del materiale e delle trave. Nelle travette piccole il collasso è un collasso di tipo duttile, che avviene quindi con grandissimi spostamenti, grandi deformazioni e con deformazioni residue allo scarico. Il materiale si snerva, si plasticizza.
Nelle travi alte, invece, si ha un fenomeno di collasso fragile per propagazione del difetto. Cosa possiamo concludere da questo? Che al crescere delle dimensioni strutturali diminuisce la duttilità del materiale e aumenta invece la sua fragilità, aumenta anche la capacità portante delle strutture alle grandi dimensioni, ma aumenta la fragilità. E questo spiega perché l'acciaio, in uno scafo di grandi dimensioni come quello delle navi Liberty, si comporta come se fosse vetro, quindi un materiale assolutamente fragile. In modo assolutamente analogo, il vetro, alle piccole scale, si comporta come se fosse acciaio. Pensate alle fibre di vetro, quelle che troviamo nei giochini per i bambini, negli alberi di Natale, sono fibre di vetro circondate da un coating polimerico. Le possiamo deformare, dare deformazioni elevatissime senza che arrivino a rottura. Quindi il vetro alle piccole scale diventa un materiale duttile, l'acciaio alle grandi scale diventa un materiale fragile. E questo è molto importante perché quando facciamo prove in laboratorio, quello che vediamo in laboratorio non sempre si rifletterà poi su quello che sarà il comportamento del materiale nelle strutture. Ok, passo adesso a parlare dei materiali leggeri, quindi, e vi parlerò di due categorie di materiali, che sono quelli di cui io mi sono occupata nella mia ricerca. Il primo, lo vedete qua, sono i compositi laminati. Cosa sono? Sono materiali ottenuti sovrapponendo strati di fibre, tipicamente fibre di carbonio, vetro, Kevlar, che vengono sovrapposti con orientazioni predefinite, si parla di sequenza di stoccaggio, per cui possiamo avere compositi unidirezionali se le fibre sono allineate, oppure cross ply se sono a 0,90 gradi o altri tipi di orientazioni. Sono impregnati di resina e quindi vengono poi consolidati in autoclave. Quello che si ottiene è un materiale composito, cioè appunto realizzato dalla composizione di più materiali componenti, che ha delle proprietà eccellenti. Prima di tutto ha un peso specifico molto basso, circa 1,5-1,65 grammi a centimetro cubo. Vi ricordo, acciaio 7,8, alluminio 2,8, compositi laminati scendiamo a 1,5, quindi una riduzione di peso notevole. Ma soprattutto sono materiali che hanno capacità di resistenza e di rigidezza elevatissime, assolutamente paragonabili all'acciaio, anzi anche migliori dell'acciaio. Inoltre possono essere ingegnerizzati per ottimizzare la risposta, disponendo ad esempio le fibre in modo opportuno, sono resistenti alla corrosione, hanno trasparenza elettromagnetica, quindi hanno una serie di proprietà utili. Quali sono le problematiche di questo materiale? Essendo realizzati con questi strati sovrapposti, sono materiali e fibre che sono solo nel piano, sono materiali che tipicamente hanno una bassa resistenza in direzione appunto fuori dal piano, translaminare, proprio perché mancano delle fibre in direzione trasversale. E quindi sono facilmente soggetti, risentono della presenza di difetti fra gli strati, ad esempio difetti dovuti a processi costruttivi, oppure difetti dovuti alla caduta di un oggetto, ad esempio uno strumento che cade sul materiale. E questi difetti possono facilmente propagarsi e dare origine a queste delaminazioni, questi distacchi degli strati che vedete giù nella figura a sinistra. E delaminazioni che ovviamente conducono a collassi fragili come quelli che vi ho mostrato prima. Anche il costo ovviamente elevato è una delle limitazioni di questi materiali, che infatti vengono usati prevalentemente per gli impieghi dove c'è una vera esigenza di riduzione di peso, quindi ad esempio in ambito aeronautico. Un'altra categoria di materiali dei quali mi occupo, soprattutto negli ultimi anni, sono i materiali compositi sandwich. E vedete là due esempi, sono realizzati con questa architettura che vedete nel disegno, essenzialmente in questo modo, cioè sono costituiti da due strati, superiore e inferiore, che vengono dette le facce o le pelli in inglese, che sono due strati molto rigidi e molto resistenti, realizzati ad esempio con materiali compositi laminati o con alluminio. Questi strati esterni sono poi collegati con un adesivo a un nucleo interno che invece è un materiale meno prestazionale, quindi un materiale tipicamente meno rigido, può essere ad esempio un legno balsa, molto usato in ambito nautico, può essere una schiuma metallico-polimerica e c'è un grosso utilizzo in ambito navale di queste schiume, oppure possono essere strutture cellulari, come vedete nella figura di destra, che rappresentano proprio, sembrano una struttura a sezione esagonale, no? Come un alveare,
realizzati, quindi si chiamano honeycomb, che possono essere metallici o polimerici, e in particolare in ambito aeronautico si usano queste strutture cellulari Nomex, che è una vera e propria carta realizzata a partire da fibre di aramide, con la stessa tecnologia usata per la produzione della carta. Quindi si realizzano questi fogli di carta che vengono poi disposti, appunto organizzati con questa geometria. Tutti questi strati sono collegati poi da adesivi o da resine per tenere il tutto insieme. Che vantaggio ha una struttura di questo tipo? L'allontanamento delle facce, la presenza del cuore, fa sì che un materiale sandwich abbia un incremento importante delle rigidezze. Quello che facciamo, aumentiamo la rigidezza dell'elemento e quindi anche la sua resistenza. Per cui se confrontiamo, ad esempio, vedete qua c'è una tabella che vi dà un confronto, se confrontiamo un materiale monolitico, che potrebbe essere solo la pelle, o lo stesso materiale realizzato a struttura sandwich, riusciamo ad esempio a parità di rigidezza ad avere una riduzione del peso dell'80%, oppure a parità di materiale di spessore delle facce avremo un incremento notevole della rigidezza e della resistenza. Quindi sono materiali che offrono sono estremamente efficaci per le applicazioni dove servono appunto pesi ridotti, una riduzione del peso specifico. Anche in questo caso però ci sono delle problematiche e che sono legate proprio alla limitata resistenza di nuovo al distacco fra le facce e il nucleo. Quindi sono materiali che risentono della formazione di difetti fra le facce e il nucleo, difetti che si possono propagare appunto come delaminazioni. Esistono poi tutta un'altra modalità di modi di collasso locali in questi materiali, ma ci terrei solo a farvi vedere un attimino quello che vedete là nel disegno, cioè alle volte questi difetti si propagano per il distacco fra la faccia e il nucleo e possono poi deviare, infilarsi nel cuore con un fenomeno detto kinking in inglese, e quindi possono andare su e giù nel cuore fra le facce, creando addirittura dei distacchi di porzione di cuore e quindi comportando poi un collasso importante e una perdita proprio di rigidezza e resistenza dell'intero componente strutturale. Ecco, dove sono utilizzati questi materiali compositi? Sono utilizzati oramai in tutti gli ambiti dell'ingegneria, dello sport, in ambito medico. Qua vi ho fatto alcuni esempi importanti. Allora, in ambito navale sono ormai utilizzati soprattutto per le sovrastrutture, ma ci sono esempi quali questa nave che vedete qua, che è una Visby Class Corvette realizzata in Svezia, dove l'intera nave è stata realizzata con materiali compositi. In particolare lo scafo, realizzato con materiale composito sandwich, ha consentito una riduzione di peso del 50% rispetto al materiale usuale, all'acciaio. A destra vediamo le applicazioni nell'ingegneria eolica. Lì oramai l'utilizzo dei compositi è diventato essenziale. Qui vedete una turbina lunga 88 metri, ma sapete oramai le ultime pale hanno raggiunto lunghezze di 150 metri, quelle realizzate recentemente in Cina, e quindi l'utilizzo di materiali leggeri diventa una condizione essenziale, no, per strutture di questo tipo. Sono poi usati oramai in modo molto importante in ambito aeronautico. Qua vedete due slide che ho tratto da una presentazione di Airbus Commercial che vi fa vedere proprio le modifiche, no, nell'utilizzo dei materiali compositi a partire dal primo aereo che conteneva materiali compositi Airbus, che era una TR-72, e tutte le parti colorate sono parti realizzate appunto con materiali compositi, o compositi laminati o compositi sandwich, quali quelli che vi ho appena presentato. Qui sotto invece vedete l'aereo A380, che è l'aereo dell'Airbus che utilizza più materiali compositi, e comunque tutti gli aerei della serie A320, 330, 40 e 380 appunto contengono varie parti oramai realizzate in materiale composito. Più che concentrarmi qua, vi farei vedere la prossima slide che fa vedere invece l'impiego negli aerei Boeing. Questo è un Boeing 787 e a sinistra potete vedere proprio come è aumentato l'uso del materiale composito a partire dagli anni 60 con il 747 fino ad arrivare appunto adesso col 787, che è l'aereo che utilizza in assoluto più materiali compositi.
Allora, si è passati, vedete, dal 747 nel quale l'80% volumetrico del materiale era alluminio, quindi leghe di alluminio, al 787 nel quale il 50% volumetrico del materiale utilizzato è in materiale composito. E questa figura a destra vi fa vedere il tipo di composito utilizzato, e vedete per cui tutta la parte blu sono laminati con fibre di carbonio, quali quelli che vi ho presentato un attimo fa. Abbiamo tutte le parti azzurre che sono sandwich con facce in carbonio. Abbiamo poi altri compositi vari nelle zone verdi, e l'alluminio, il titanio e l'acciaio sono limitati, vedete, alle porzioni rosse, grigia e rosa. Quindi oramai sono materiali utilizzatissimi. E come ultimo esempio vi ho portato delle slide, queste prese da presentazioni di Leonardo Helicopter e Airbus Helicopter, che ci fanno vedere di nuovo una cosa analoga in ambito della progettazione degli elicotteri. Ormai gli elicotteri sono praticamente interamente realizzati con materiali compositi, quindi dal telaio portante alle strutture, gli impalcati, la coda in particolare, sono tutti realizzati o con compositi laminati o con compositi sandwich. Ecco, e quindi un ultimo collasso di cui voglio parlarvi. E quindi torno a farvi vedere un altro collasso, perché questo è un collasso veramente importante. Parliamo di un aereo Airbus 310, e quello che vedete è il residuo del timone dell'aereo. Scusate, faccio un passo indietro. Ecco, vedete il timone ad esempio di quella TR-72 è la porzione rossa, no, dalla coda, l'ultima porzione finale della coda è proprio il timone, no? E qua questo è quello che rimane del timone che si trovava lì dietro alla parte della coda. Come era realizzato? Allora, quest'aereo non era un aereo interamente in composito, la maggior parte della fusoliera, delle ali, dei longheroni e del muso erano in lega di alluminio, ma il timone e gli elevoni erano in composito sandwich, con pelli in fibre di carbonio, uno strato intermedio in fibre di vetro che funzionava come adesivo, e poi all'interno questo nucleo cellulare Honeycomb, a struttura appunto Honeycomb. E qui è quello che vedete, appunto, l'aereo è atterrato e non ci sono stati problemi. Allora, che cosa è successo in questo caso? Intanto l'aereo aveva relativamente poche ore di volo, perché vedete aveva accumulato solo 13.000 cicli di atterraggio e decollo, 49.000 ore di volo. Quello che successe è che si sviluppò un fenomeno di flutter, quindi una vibrazione incontrollata, è andata in risonanza, la vibrazione che si è autoalimentata, dovuta alla presenza di una grande delaminazione fra la faccia e il nucleo. E questa delaminazione, l'analisi investigativa che è stata fatta, di cui qua vedete le conclusioni, diciamo, è cresciuta nel tempo proprio per fenomeni di fatica, per questi cicli di atterraggio e decollo, e quindi nell'aereo. Questo collasso è importantissimo perché ha veramente risvegliato la comunità aerospaziale, aeronautica, e in particolare la Federal Aviation Administration negli Stati Uniti e la IESA in Europa, quindi la European Union Aviation Safety Agency, che hanno realizzato la necessità di investigare a fondo questo tipo di collasso, e in particolare l'uso di questi materiali, che era già diventato, diciamo, comune in ambito aeronautico, ma purtroppo non era ancora così noto e controllato. E quindi in collaborazione col CMH17, Composite Material Handling 17, che è un'organizzazione di circa 200-300 persone, scienziati, persone dell'autorità, persone degli enti di controllo, è nato l'Honeycomb Sandwich Disc Bond Grow Team, che è un gruppo di ricercatori che ha iniziato a occuparsi dello studio del problema del distacco appunto delle facce dal nucleo, con l'idea soprattutto di arrivare ad
ad una standardizzazione, perché quello che si è realizzato esaminando questo collasso è che non esisteva ancora, e non esisteva ancora fino a una settimana fa, alcuno standard per la caratterizzazione della tenacità alla frattura dei materiali sandwich nei confronti del distacco delle facce. Quindi vedete che si è riverificato un po' qualcosa di simile con quei collassi avvenuti negli anni 70. No? Negli anni 70 collassavano le navi perché la tenacità degli acciai non era ancora nota, si usavano acciai senza sapere che tenacità avessero. Ebbene qua per anni sono stati utilizzati materiali sandwich senza che esistesse uno standard di verifica per la definizione della tenacità nei confronti appunto del distacco delle facce. Ecco, io ho avuto la fortuna di iniziare a collaborare nell'ambito di questo team nel 2019 e vi farò vedere adesso qualcosa dei lavori fatti. Allora, prima di passare a dirvi due cose sui lavori fatti appunto sui materiali sandwich, vorrei fare riferimento a qualche mio vecchio lavoro fatto alla fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000 e mi fa piacere perché è un lavoro relativo proprio all'ingegnerizzazione del materiale. Negli anni, alla fine degli anni 80, la NASA aveva portato avanti questo progetto, questo Advanced Composite Technology Program, e io ho avuto la fortuna di essere negli Stati Uniti quando c'era questo programma attivo e quindi varie università collaboravano con la NASA per lavorare a questo progetto. Qual era l'idea? Lo vedete in questo disegnino, questo cartoon che ho messo a destra. L'idea era quella di cucire il materiale laminato e quindi gli strati del materiale laminato in modo tale da migliorare la risposta del materiale composito laminato nei confronti della delaminazione degli strati. E quindi la NASA pensò proprio di realizzare un aereo in composito laminato interamente cucito con questa tecnologia dello stitching, usando dei grossi telai. Vedete un esempio qua giù del grosso telaio utilizzato per realizzare l'ala dell'aereo, e quindi realizzarono intere porzioni di ala e di fusoliera dell'aereo interamente cucito, proprio con le macchine utilizzate per il tessile, per cucire i maglioni, macchine simili. Ecco, io ero negli Stati Uniti in quegli anni e noi ci siamo occupati della modellazione teorica e abbiamo proprio fatto dei lavori che sono stati anche ritenuti abbastanza importanti dalla comunità scientifica per capire i miglioramenti che questa tecnologia dello stitching poteva offrire rispetto appunto al materiale laminato classico, ed effettivamente dimostrammo che al crescere delle percentuali di fibre utilizzate il materiale migliorava notevolmente la sua dutilità e la sua resistenza, perché riuscivamo a controllare questi processi di delaminazione, quindi riuscivamo a rendere il materiale tollerante al danno. Gli studi sono andati avanti, io poi li ho abbandonati dopo un po', ma diciamo che lo stitching è ancora ritenuta una buona tecnologia, ed infatti la NASA nel suo recente programma Environmentally Responsible Aviation Project prevede di usare stitching a sostituzione dei giunti metallici per il collegamento delle parti, in modo tale da realizzare strutture interamente in composito. Ecco. Concluderei invece facendovi vedere qualcosa su quelli che sono i miei lavori più recenti e concentrandomi quindi sui materiali sandwich. Allora, questi sono i programmi, i finanziamenti che ho avuto negli ultimi anni proprio per lavorare sui materiali sandwich. 2 sono appena terminati, uno è un finanziamento della Marina americana, ONR Global, e ha riguardato lo studio di concetti di mitigazione del danno per materiali sandwich usati per applicazioni alle basse temperature. La Marina americana è molto interessata a andare nell'Artico, dove ci sono basse temperature, e quindi è interessata a capire com'è il comportamento dei materiali alle basse temperature. Poi c'è il progetto MOST, che è il Centro Nazionale di Mobilità Sostenibile. Noi abbiamo fatto parte dello SPOC 3, quello delle vie d'acqua, e anche lì mi sono occupata appunto dell'uso dei materiali leggeri in ambiente marino.
E invece qua vedete un nuovo progetto che è appena partito, è un progetto europeo finanziato dalla Comunità Europea sotto Horizon Europe, ma tramite IESA, quindi l'Agenzia per la Sicurezza in Aviazione Europea, e a questo progetto partecipano con noi un grosso consorzio anche Airbus Commercial e Airbus Helicopters, Leonardo e DuPont, che sono quelli che realizzano il materiale Honeycomb di questi materiali sandwich. Qui vedete le persone con cui collaboro, dell'Università di Genova c'è Ilaria Monetto, e poi abbiamo una bellissima collaborazione con Christian Berggren del DTU in Danimarca e con Konstantin Ufzinov della Russian Academy of Sciences, col quale siamo riusciti a continuare, ad andare avanti con le nostre collaborazioni di ricerca nonostante quello che sta succedendo. E sotto vedete i nomi degli studenti di dottorato, studenti di laurea che hanno partecipato ai lavori. Ecco, di che cosa ci siamo occupati in questi anni? Qui ho un po' messo le motivazioni nel nostro lavoro. Come vi ho detto, io sono una teorica e quindi formulo modelli per capire la risposta dei materiali. Quello che ho realizzato, dovendomi occupare di materiali sandwich, è che si trattava di studiare la meccanica cosiddetta delle interfacce, no? Quindi cosa succede all'interfaccia fra due materiali diversi, perché abbiamo proprio questo problema di frattura all'interfaccia. E la meccanica delle interfacce, in effetti, è stata studiata in modo molto approfondito alla fine degli anni 90, diciamo negli anni 90, inizio anni 2000. Però questi studi si sono limitati prima di tutto a sistemi bimateriali e poi si sono limitati a materiali le cui proprietà meccaniche erano relativamente simili. Perché? Perché in quegli anni c'era un grosso interesse per i materiali compositi ceramici, in particolare ad esempio per applicazioni nelle barriere termiche. Per proteggere quindi l'acciaio, no, dalle alte temperature si realizzano queste barriere termiche stratificate. Quindi le differenze, diciamo, fra questi materiali ceramici di rigidezza erano sempre limitate, al massimo 10. Nei materiali sandwich che dobbiamo trattare noi invece abbiamo materiali, appunto questo honeycomb e le facce, che hanno rigidezze, rapporti di rigidezza elevatissimi, dell'ordine di 500, 1000. Quindi la rigidezza, questi honeycomb sono praticamente privi di rigidezza nel piano. E quindi era necessario formulare una nuova meccanica adatta ai materiali sandwich ed è quello a cui abbiamo lavorato. Dopodiché ci sono dei problemi con i codici numerici che non hanno implementate delle procedure numeriche che consentono di studiare la frattura in questo tipo di materiali. Infine, per poter studiare processi di frattura nei materiali sandwich è necessario conoscere la tenacità alla frattura per il distacco all'interfaccia e, come vi ho detto, non esistevano prove standardizzate. E quindi i nostri lavori sono andati negli ultimi anni in queste direzioni, cioè abbiamo formulato una serie di modelli analitici che ci hanno consentito di trovare soluzioni per sistemi sandwich e quindi abbiamo trovato dei modelli che possono essere utilizzati per calcolare i parametri di frattura in sistemi sandwich soggetti a condizioni di carico generico, partendo dalle nostre soluzioni base. Le abbiamo applicate a provini diversi, abbiamo caratterizzato localmente cosa succede all'apice dei difetti, trovato nuove soluzioni appunto della meccanica dell'interfaccia, in particolare ad esempio le T-stress, le rotazioni all'apice, però questi sono tutti un po' dettagli che eviterei di parlarvi. E poi abbiamo dato anche un grosso supporto all'attività di standardizzazione e quindi vorrei concludere la mia presentazione parlandovi proprio di quello. Il 10 dicembre, quindi proprio la settimana scorsa, è uscita una nuova norma STM, quindi la STM International è un ente di normazione internazionale, sarebbe l'American Society for Testing and Materials, e è uscito questo nuovo standard per la determinazione della tenacità alla frattura per il distacco delle facce dal cuore in costruzioni sandwich. E qui vedete il provino di laboratorio che viene testato e a destra ho messo un estratto della norma e ho evidenziato con quelle frecce quelle che sono le formule che ho ricavato io nell'ambito dei lavori svolti in questi anni. Qua vedete le citazioni nei riferimenti ai miei lavori, che è una cosa che mi rende molto orgogliosa. E che abbiamo contribuito, diciamo, quindi a questa normativa. E vorrei dirvi proprio di che cosa si tratta.
La normativa prevede la determinazione della tenacità alla frattura per il distacco delle facce in modo interamente sperimentale. Quindi facendo un test puramente sperimentale si riesce a capire qual è la tenacità alla frattura di modo 1, perché questo tipo di frattura si chiama di modo 1, per il distacco. Tuttavia, per progettare il provino, quindi definire ad esempio la lunghezza della trave, per verificare se la macchina di prova è sufficiente come potenza per fare effettivamente propagare quel difetto, è necessario utilizzare delle formule analitiche che consentano di fare un predimensionamento del provino. Queste formule analitiche si basano su un modello semplicissimo che vedete a destra, che è il modellino di una trave incastrata. Questa trave incastrata rappresenta proprio la faccia delaminata del composito. E la lunghezza della trave è aumentata di una quantità delta che viene chiamata effective crack extension. Perché viene aumentata? Per tener conto del fatto che la trave in realtà non è incastrata, ma il materiale davanti all'apice è un materiale deformabile, quindi ci sono delle rotazioni locali. Allora, nella versione originale della bozza, quando io nel 2019 ho cominciato a collaborare appunto con questo gruppo di persone, era stata introdotta un'espressione per questo delta che non aveva alcuna motivazione meccanica, teorica. Si basava su determinazioni fatte per materiali completamente diversi e non aveva supporto meccanico. Quello che ho fatto, quindi, mi sono messa a lavorare a questo problema e sono riuscita a definire in modo accurato questa effective crack extension, semplicemente facendo un matching fra le soluzioni dell'elasticità piana esatta, quindi un modello rigoroso per studiare il problema, e questo modellino semplice. E questo mi ha portato a queste formule che poi ovviamente ho validato e si sono rivelate sufficienti, che adesso sono state inserite appunto in questo standard. Ecco, concluderei con questo. I lavori che stiamo facendo adesso, andiamo avanti su questa tematica. In questo momento ci stiamo occupando dell'estensione per tener conto del fatto che questi materiali in realtà sono ortotropi, meno la maggior parte delle nostre soluzioni erano per materiali isotropi. Stiamo lavorando alla standardizzazione di un'altra prova per la tenacità alla frattura in condizioni diverse, di modo misto. E qui voglio citare anche un lavoro che stiamo facendo adesso con una dottoranda che è qua, Serena. È un lavoro che è in collaborazione con Thermex, che è una compagnia in Germania che si occupa di materiali sandwich termoplastici ed è interessata a studiare materiali sandwich gerarchici per cercare di ottimizzarne le proprietà e migliorarne la risposta. E con questo avrei finito. Grazie mille per questa interessante conferenza su materiali che poco conosciuti, perlomeno per me. Sicuramente penso che i materiali sandwich, compositi, eccetera, abbiano dei costi inferiori rispetto, oppure no? Rispetto ai materiali tradizionali? Ai materiali tipo la lamiera. No, hanno costi superiori. Sono superiori. E quindi costano di più. Il composito laminato ha ancora costi elevati. Perché mi chiedevo, visto che a Fincantieri continuano a fare le navi usando le lastre di acciaio, mi sembra, se ho capito bene, come mai non usano, ormai non si usa solo questo tipo di materiale? Allora, gli scafi delle navi continuano ad essere realizzati in acciaio. Quell'esempio che io vi ho fatto vedere, diciamo che solo nel nord Europa sono state realizzate travi interamente in composito con scafi in composito. Nelle navi usuali i compositi sono usati soprattutto nelle sovrastrutture, quindi non per lo scafo, ma nelle sovrastrutture. C'è un problema di costi, c'è un problema di cariche, ancora insomma. Però viceversa i sandwich sono usati tantissimo nella nautica, quindi soprattutto qua in Liguria, no? Con tutte le aziende che producono yacht eccetera, quelli allora sì, lì sono usati moltissimo. Lì è molto. E diciamo conta molto la forma geometrica del materiale che sta in mezzo nel sandwich? Sì, oltretutto l'ho portato, se lo volete guardare. Scusate, mi sono dimenticata di darvelo, ma questo è l'Onicom, questo l'ho rubato proprio da Airbus Helicopter, e è una carta, è leggerissimo.
Ovviamente conta perché... Sì, veramente è leggerissimo. Sì. Mamma mia. Questo è quello che si mette in mezzo. Questo è quello che si mette in mezzo. Okay. Facciamo passare così se lo vogliono vedere. Prego. E sopra questo è il composito invece laminato a fibre di carbonio. Ok. Le facce sarebbero tipo questo, che di nuovo vede è un materiale leggerissimo. Questo ha le stesse proprietà di un acciaio. Quindi, Okay. E tra le due componenti c'è una colla? Adesivi okay. che tipicamente sono resine o strati magari anch'essi fibrorinforzati. Ok. Anche quello penso che sia importante, certo, no? La natura chimica della resina. Quindi per rispondere alla domanda, la forma geometrica c'entra tantissimo, perché ad esempio in questo honeycomb si hanno dei fenomeni di instabilità locale, collassi locali delle facce, quindi ogni nucleo va studiato in modo diverso a seconda ovviamente della forma geometrica. Le schiume sono quelle più omogenee, più isotrope, quelle che garantiscono il comportamento più simile a un materiale diciamo omogeneo, normale. Ok, vediamo se ci sono domande. Sì, prego. Pare appunto che questi possano essere poi materiali del futuro, no? Nel campo dell'aeronautica e nel campo delle navi. Mi hai parlato a un certo punto di Artico, no? Quindi il comportamento nei mari freddi dell'Artico, come si possono comportare questi? Saranno veramente una soluzione per... Sì. Il problema, gli studi che sono stati fatti dalla Marina americana era per capire se la tenacità, la frattura del materiale diminuisce con le temperature. Ed è quello che succede effettivamente. Quindi non è l'ideale allora per quanto riguarda... Basta saperlo e progettare in modo adeguato, quindi c'è una diminuzione di resistenza con la temperatura, ma come tutti i materiali, no? Hanno le proprietà che variano al variare delle temperature, quindi l'importante è saperlo e tenere sotto controllo e progettare in modo adeguato. Conoscenza, quindi. Certo. Sì, grazie. Ci sono altre domande? Sì. Intanto volevo fare un commento. Molti di questi materiali sono poi basati sulle plastiche e adesivi che sono polimeri. Questo è un primo concetto: non demonizziamo troppo le plastiche, che senza le plastiche non faremmo più niente. Un'altra cosa che volevo chiederti, quindi tu sei una teorica ai modelli, però hai bisogno di dati sperimentali. Dove li trovi? Li trovo dai bravi colleghi. Appunto, hai dei rapporti con degli laboratori che fanno le misure, eccetera. Ovviamente, non vai a cercarteli in letteratura e basta. No. Io ho la fortuna di avere questi due collaboratori internazionali. Uno è Konstantin Ustinov in Russia, che è un matematico eccellente, e lui è quello che risolve i problemi veramente complicati dell'elasticità piana. E dall'altro lato c'è Christian Berggren al DTU, che è uno sperimentatore invece. E quindi ad esempio questo progetto, questo tender europeo che abbiamo, loro si occupano della sperimentazione, non riesco più ad andare indietro. Loro si occupano della parte... questo tender loro fanno sperimentazione e io sviluppo le soluzioni invece teoriche analitiche a supporto della loro sperimentazione. È una collaborazione che va avanti oramai da 7-8 anni e funziona benissimo e siamo molto contenti. Un ultimo commento. In effetti tu hai fatto vedere anche storicamente come diciamo, nuove tecnologie di solito, cioè se vengono realizzate e usate è perché sono migliori delle precedenti, però poi a un certo punto manifestano i difetti che hanno, nuovi problemi, che sempre sono imprevisti. Esatto. E questo purtroppo varrà anche per il futuro. Le nostre nuove, per esempio, tecnologie energetiche che tutti dicono che saranno perfette e risolveranno tutti i nostri problemi. Qualche problemino ci sarà. Esatto, perché se ci pensi, no, è incredibile che i materiali sandwich sono stati usati oramai da 20 anni negli aerei e non c'era ancora uno standard per la tenacità, la frattura, che è il parametro che controlla la propagazione dei difetti. L'abbiamo pubblicato adesso il primo, quindi siamo duri a capire. Se posso, proprio parlando dello standard, a un certo punto hai fatto vedere questo delta che riesci a valutare con le formule che hai trovato per il caso isotropo. Io capisco perché venga fuori questo delta, non capisco quale sia l'impatto del fatto che ci sia un piccolissimo allungamento del tuo materiale composito. Ok, l'allungamento non è piccolissimo perché se guardi questo disegno qua, questo diagramma a destra, no? Cioè il rapporto
rapporto fra i moduli. Quindi, come ti ho detto, il modulo di rigidezza delle facce, sull'asse orizzontale è il rapporto fra la rigidezza delle facce e la rigidezza del cuore, e noi siamo intorno a 1000 nei materiali, no? E sull'orizzontale c'è il delta diviso per lo spessore della faccia, e siamo dell'ordine di 5 volte, no? Almeno 5-10 volte. Quindi è una lunghezza notevole che va a modificare sostanzialmente questa energia rilasciata che usiamo per poter usare un criterio di frattura e di propagazione. Quindi è molto importante. E nella formulazione originale avevano messo il delta usato per i materiali omogenei. Qui è un materiale non omogeneo, tristrato, e quindi è proprio diverso, cioè è proprio diversa la formulazione. Che cosa ho fatto io? Ho usato le soluzioni dell'elasticità piana, del film sottile su un supporto infinito. Anche il mio è una limitazione, perché in realtà quel materiale non è infinito, no? Lo spessore del nucleo, ma funziona molto bene perché tutti questi compositi tipicamente hanno nuclei molto elevati, quindi l'ipotesi di strato sottile su suolo infinito è effettivamente molto corretta, e l'ho verificata con confronti numerici invece specifici. L'isotropia, ho verificato che in questo caso la soluzione isotropa funziona bene. Adesso stiamo lavorando a vedere se anche col modo misto funziona. Con l'omogenizzazione, cioè usate adesso, considerati i vostri materiali ortotropi, utilizzando una tecnica di omogenizzazione per le celle. Per le celle? Sì. È necessario. E c'è anche un problema ulteriore, Alessandro, non è solo omogenizzazione, ma essendo un sistema strutturale c'è un effetto di irrigidimento prodotto dalla faccia sulla prima porzione di nucleo che complica ulteriormente le cose rispetto all'omogenizzazione classica, perché sono strutture, no? Queste si deformano come strutture, quindi c'è anche quel problema lì a cui stiamo lavorando adesso. Sì. Ci sono altre richieste? Sì, allora prima, poi. Una domanda inevitabile di questi tempi: se sono allo studio o possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale nella scelta delle differenti combinazioni, visto che si ha un classico problema di comparazione di dati fra molti casi differenti. Assolutamente, ci sono molte persone che stanno lavorando a quello. Io non mi ci sono ancora messa, mi spiace moltissimo perché mi piacerebbe molto applicarla, però sì, assolutamente sì. Ci sono tanti gruppi di ricerca che lavorano a quello, soprattutto per raccolta dati e per capire, per elaborare i dati raccolti, no, da sistemi reali che consentano quindi poi di fare, ad esempio, sviluppare i cosiddetti twins, che sono i modelli numerici che dovrebbero simulare esattamente, no, la risposta Quindi sì, assolutamente. Io purtroppo no, non me ne sono mai occupata. L'effetto del collante, diciamo, è elevato e come se ne tiene conto, diciamo? Allora, nei modelli che noi usiamo supponiamo che l'interfaccia sia una linea, sia priva di spessore. In realtà c'è un effetto importante, soprattutto perché avendo a che fare con una struttura di questo tipo, il collante si infila nelle celle e quindi sì. Per cui, ad esempio, molto spesso capita che le fessure, anziché propagarsi esattamente all'interfaccia, siccome c'è questo collante che è entrato nelle celle, vanno sotto, no? E propagano in realtà nel cuore. Quindi sì, è un qualcosa che si studia, si tiene conto, però in questi modelli di meccanica della frattura lo trascuriamo. L'importante è che la fessura si propaghi molto vicino all'interfaccia e supponiamo che sia esattamente all'interfaccia. Bene. Ci sono altre domande? Una curiosità mia, visto che sono state esaltate le plastiche, che tipo di plastiche usate? Che tipo di plastiche sono usate? Cosa sono? Allora, queste sono fibre di aramide, aiutami tu Guido. Poliamidi aromatiche. Eccolo. Poliamidi aromatiche. Ok, quindi un particolare tipo il Kevlar il Kevlar è uguale. Le materie più resistenti. Le plastiche più forti. Più tenaci, hanno grossa tenacità alla frattura. Infatti i compositi a base di fibre Kevlar sono usate nelle parti dell'aereo più sollecitate, ad esempio dove ci sono temperature anche più elevate, eccetera. Dalle altre parti si usa il carbonio, che di nuovo ha ottime resistenze. Poi ci sono le schiume polimeriche, che sono polimeri di nuovo. E poliuretano. Sì. Le fibre di carbonio sono anche, adesso non sono esperto, però sono comunque anche polimeri di quel tipo,
trattati termicamente, che perdono azoto, ossigeno e diventano quasi solo carbonio, sono comunque derivati dalla poliacrilonitrile, Ho capito. Bene. L'ultima curiosità, ma possiamo usarli anche, cioè si possono usare anche per che dire, i mezzi aerospaziali nello spazio? Assolutamente sì, quindi funzionano, sono usati. Poi tenete presente che ci sono anche i sandwich metallo-metallo, cioè i timoni del Concorde, ad esempio, che adesso non è più in produzione, ma finché è stato in produzione erano sandwich realizzati con leghe di alluminio, sia la struttura cellulare che le facce sopra e sotto. Nello spazio sono usati in moltissime applicazioni, le tanche lo che shuttle, contengono, quelle cose. assolutamente sì. E quindi c'è resistenza al calore, no? Penso, una notevole resistenza. Sì. Dipende, ovviamente si usa il materiale apposito e poi al limite si usano anche lì delle barriere termiche con i ceramici, se serve. Adesso io non sono esperta di quell'ambito, però sono utilizzabili. Sì. Bene, se non ci sono altri chiarimenti, allora con questa conferenza terminiamo la serie delle conferenze del 2025 e ringraziamo Roberta Massabò per questa relazione su argomenti un po' particolari ma però estremamente interessanti ed importanti, soprattutto per l'ingegneria, per la meccanica, per i nuovi mezzi, i nuovi materiali per mezzi non solo aerei ma navali o anche di altro tipo. Quindi concludiamo questa serie, vi auguriamo buone feste, buon Natale e felice anno nuovo, ci rivedremo a gennaio con l'inizio della nuova serie, lunedì 19 gennaio, sempre alle ore 17, parlerà il professor Enzo Branchini dell'Università di Genova, l'universo in lungo e in largo. Grazie e auguri a tutti. Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie.